Allora, continua invece l'ascesa sindacale del pordenonese Raffaele Padrone, che è il nostro ospite ogni sabato. Non c'è qui perché è di ritorno da Roma, è stato il congresso nazionale. Già segretario generale regionale responsabile del comparto sicurezza in Friuli Venezia Giulia per l'UGL e Polizia. Il Padrone, infatti, nel corso del congresso nazionale che si è svolto ieri e oggi, è stato eletto nel direttivo nazionale con la carica di vice segretario nazionale. Affiancherà quindi per i prossimi 5 anni il segretario generale Walter Mazzetti, rieletto all'unanimità dai delegati congressuali. Per Pordenone erano presenti Raffaele Padrone, Nadia Delle Vedove, Canciani Hermes e Daniele Gasparotto, unitamente ai segretari provinciali di Udine Paolo Zanzaro, di Trieste Edoardo Alessio e di Gorizia Mario De Marco. Ovviamente Raffaele Padrone, che è un nostro opinionista per quanto riguarda la sicurezza, la nuova carica a livello nazionale ci rende insomma soddisfatti anche noi, visto che è un nostro ospite fisso. Complimenti Raffaele.